conto alla rovescia che è arrivato a 0 ed è tutto pronto per la sesta corsa, una prova di categoria CD per cavalli anziani. Sono in 11 al via, schieramento davvero numeroso per una corsa con tanta qualità. In 5 in prima fila, in 6 in seconda dopo il forfait di Alchimia di Casei. 1 Vinicio, 2 Zuma Blessed, 3 Giamaica Ferro, 4 Victor Leo, 5 Uragano del Pino, 7 Tulum, 8 Amore Stecca, 9 Viola Trio, 10 All About B, 11 Speciales, 12 Vortex. Va! Tutto pronto per la partenza, l'autostart ha già raccolto i concorrenti dietro le proprie ali, entra in dirittura, accelera e lascia i concorrenti dando il via alla competizione. È veloce Giamaica Ferro che va al comando con all'esterno Victor Leo che fa molta partenza, mentre c'è un bel pasticcio a centrogruppo con All About B che sbaglia, coinvolge Uragano del Pino, sbaglia anche Zuma Blessed, sbaglia Giamaica Ferro che era al comando e lascia così Victor Leo all'avanguardia nei confronti di Vinicio. Quindi ancora Viola Trio a precedere Speciales, Tulum, Amore Stecca. Poi alla retroguardia Vortex va, dopo 400 metri passati in 28,8 in vantaggio c'è Victor Leo. Victor Leo che guida anche un po' a sorpresa la corsa nei confronti di Vinicio, di Viola Trio, di Speciales, si muove all'esterno Amore Stecca che cerca di risalire, trova però l'anticipo da parte di Tulum che si muove all'esterno anticipato da Speciales, rimane così in terza ruota Amore Stecca, il passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Victor Leo che completa in 59,3 i primi 800 metri di corsa, sposta dalla corda anche Viola Trio che anticipa le mosse di Speciales, Tulum in terza pariglia esterna con Amore Stecca proteso in terza ruota al chilometro, è richiesto Victor Leo, arriva decisa al suo esterno Viola Trio, poi ancora Speciales che segue le mosse dell'attaccante, cerca di difendersi Victor Leo, ma Viola Trio è preponderante ed è passata già a 400 dalla conclusione nei confronti del resto dei rivali. La dritta opposta alle tribune è passata in 14,2 e Viola Trio si sta allungando nei confronti del resto della compagnia, ha guadagnato 3 lunghezze di margine ed è un margine che ormai è incolmabile, già a 200 dalla conclusione. La curva passata dalla leader in 14,6, cerca di fare l'arrivo a centropista Tulum su Speciales e su Vinicio che va in open stretch, ma Viola Trio ha cancellato l'ultima brutta prestazione, viene a vincere in maniera disarmante nei confronti di Tulum che fa il secondo, al terzo Vinicio avanti a Victor Leo e a Speciales. 1,58,2, 29,4 la chiusa, 1,14 il ragguaglio cronometrico, il successo di Viola Trio. Marco Stefani che guida per il training di Paolo Leoni della società di allenamento di Michele Favaronni, colori della scuderia Federica Orlandi. Il successo in maniera davvero convincente della figlia di Nadal Sheba che ritorna a correre molto bene e porta a casa un bel successo con ampio margine nei confronti di tutto il resto dei rivali, che viene cappeggiato da Tulum, il quale precede Vinicio.